Benvenuti tutti all'Ippodromo del Savio per questa 11ª giornata del programma ufficiale. Si parte con questa corsa, questa prima corsa dedicata a cavalli debuttanti, cavalli di 2 anni, il premio Città di Castrocaro Terme, con una dotazione di 8.800 euro. Ripeto, sono maschi e femmine di 2 anni e andiamo a leggere il campo dei partenti, ricordando già che il numero 1, Lisbeth del Ronco, con Roberto Vecchione, non sarà tra i partenti. Quindi partiamo dal numero 2, Linda degli Ulivi, con Manuel Pistone. Il numero 3, Lap di Girifalco, Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata. Il 4, Love Forever e Andrea Farolfi. Il numero 5, Laez, Luciano Messineo. Il 6, Leggenda, Alberto Garruto. Dalla seconda fila partirà da sola Letizia Art con Lorenzo Baldi. Le quote in questo momento propendono per il numero 4 di Love Forever Andrea Farolfi, seguito da una pariglia di cavalli che seguono come controfavoriti, che sono il numero 2 Linda degli Ulivi e l'App di Girifalco con il numero 3. La macchina percorre la curva che introduce alla dirittura delle tribune per la partenza. La macchina accelera. Si chiudono le ali e parte questa prima corsa. Il numero 4, Love Forever e Andrea Farolfi sembrano i più convinti, ma la corda viene presa prima dall'App di Girifalco con Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata, che rimane davanti. A questo punto per Andrea Farolfi una scelta: proseguire nel cammino e provare ad andare in prima posizione oppure parcheggiare, e questo sembra che succeda dopo 200 metri ben lanciati, 14,3. Quindi rimane davanti a tutti l'App di Girifalco. In seconda posizione il numero 4 di Love Forever. Segue un paio di lunghezze di distanza il numero 2 di Linda degli Ulivi e gli altri 3 cavalli un po' più allontani rispetto a quelli che abbiamo elencato. 400 metri, 29,7, che essendo cavalli debuttanti è una misura comunque già di per sé abbastanza significativa. Nulla muta, nulla cambia e si arriva ai 600 metri. Tutti i cavalli sono ora in fila indiana. Davanti a tutti sempre l'App di Girifalco, 46,7 per compiere questi primi 600 metri di corsa ed arrivare in quella che è appunto la retta delle tribune. Dal fondo del gruppo può muovere Letizia Art, poi cambia subito idea e ritorna nella sua quinta posizione. 1-2-2, c'è stato un evidente rallentamento, 32,5 gli ultimi 400 metri e si entra nella penultima piegata con sempre l'App di Girifalco davanti a tutti, seguito da Love Forever. Poi abbiamo Linda degli Ulivi in terza posizione e a seguire ancora tutti gli altri cavalli che incominciano a questo punto a muovere. Per esempio l'Aez prende la via della destra e prova ad affiancarsi a Linda degli Ulivi, il chilometro in 1,18,4, ma siamo già a metà della retta delle scuderie e si entra nell'ultima piegata con il numero 4 di Love Forever che incomincia a fare molto sul serio, affianca l'App di Girifalco e quando siamo a metà della curva mette già 2/3 del cavallo davanti, quindi sembra un'operazione che stia riuscendo quella di Andrea Farolfi. 15,3 per la curva, si entra in retta d'arrivo e Love Forever è in controllo, deve solo contare quanto manca all'arrivo, è in accelerazione, chiude in grande spinta Andrea Farolfi e Love Forever che si aggiudicano questa prima corsa. La seconda posizione è del numero 3, mentre per la terza ci sarà una fotografia con probabilmente Letizia Art che probabilmente precede, credo, il numero 5 di Laez. Quindi vittoria al debutto per Love Forever, Andrea Farolfi, e per Walter Zanetti che bissa la vittoria nella prima corsa dedicata ai debuttanti qua al Savio, e sono loro che si portano a casa il trofeo della prima corsa, questa femmina di 2 anni di Nadal Shiba e Rebecca Griff. In termini numerici, in secondo posto il numero 3, al terzo il numero 7 e al quarto il numero 5.